Va ora in onda Potere al Popolo. E viene giù dal cielo, arriva la neve, sta nevicando, e addirittura parla il Parlamento, succede di tutto qua, quando nevica i nostri registi sono come gli uccellini, svolazzano felici, eccetera. Sta nevicando su Milano, a Madonna di Campiglio addirittura apre la stagione sciistica in anticipo, in Veneto è già partita tra prezzi folli e rischio multe, a Bergamo nevicata nelle valli, a Serina il pullman degli studenti esce di strada, niente di grave per fortuna. Tutto questo ci fa quasi sorridere, ci mette una certa serenità e insomma speriamo che serva a qualcosa in senso buono per lo spirito e che non complichi la già complicata situazione che abbiamo qui a Milano. Anzi, sai che ti dico? Ce ne andiamo da Milano e andiamo in Parlamento. Qui Parlamento. E grazie per essere con noi al senatore della Lega Nino Germanà. Buongiorno. Buongiorno, grazie sempre a voi che mi date voce. È un piacerone, anche perché siamo curiosi di sapere come finisce questa storia del ponte. Tu sei commissario della Lega Sicilia, ma anche tra i supporters per la realizzazione del ponte sullo Stretto e degli oltre 70 miliardi, lo ripeto, 70 miliardi di opere connesse a questo tra ponte. Sicilia e Calabria. Siamo rimasti impantanati nella burocrazia, qualcuno dice. In poche settimane sono arrivati 2 altolà a questo ponte, che è un'opera importante che cambierà il volto dell'Europa, così hanno detto proprio all'interno della Lega. Ma adesso poi si sono aggiunti anche i sindacati, la CGIL, abbiamo visto che ha detto Salvini affonda nei suoi stessi atti, Landini è a favore del ponte, ma è vero, solo quello venerdì, sabato e domenica. Esatto, il ponte lungo. Nino, da dove vuoi partire? Raccontaci la situazione. Direi dall'ultima battuta che hai fatto sul ponte, che sono arrivati 2 stop. In realtà non sono 2 stop, ma è un rallentamento, non lo chiamerei stop, perché il secondo era strettamente collegato al primo. È la Corte dei Conti che si è espressa. Dobbiamo ricordare a chi ci ascolta che la Corte dei Conti si tratta di magistratura contabile, e quindi diciamo che forse è andata un attimo oltre quelle che sono le proprie competenze su profili economici, ma comunque ecco, non voglio entrare proprio nel merito di questo, anche perché si può andare avanti comunque anche senza il parere della Corte dei Conti, che ricordiamo non essere vincolante. E quindi è un rallentamento. Ecco, oggi noi avremmo dovuto parlare di cantieri già avviati, di quello che come viveva la città, come stava vivendo la città questi primi mesi di cantiere, ma purtroppo ancora aspettiamo l'avvio delle opere e la posa della prima pietra, che a questo punto su questo non mi sono mai espresso, perché mi rendo conto che siamo di fronte al progetto più importante che forse c'è al mondo in questo momento, e quindi che sia la manina politica o che ci sia qualche cosa da sistemare nell'iter, che è un iter complesso, che oggi diciamo siamo a 3 anni dall'avvio di questa legislatura e quindi 3 anni di lavoro intenso, ci può stare, direi questo, ci può stare. L'obiettivo è sempre quello di chiudere questa legislatura con almeno 1 anno e mezzo di cantiere. Ecco, quindi io a questo punto direi che secondo me in questa primavera non ci sono più ostacoli che possono bloccare l'avvio dell'opera. Io direi marzo-aprile, ecco, per essere prudenti, non voglio dire febbraio, ma secondo me marzo-aprile si parte. È chiaro, ce ne siamo resi conto tutti quanti, insomma, la Corte dei Conti molte volte si è fatta sentire, non sempre, a volte in alcuni casi è stata ben zitta ed è un parere appunto che non può cambiare. Il problema è che viene tutto politicizzato. Ci sono anche dei precedenti, uno in particolare forse il più importante, di un'approvazione
di una delibera col parere contrario della Corte dei Conti, e quindi delibera approvata con riserva, ci fu un precedente durante un governo Prodi sulla approvazione di questa delibera con riserva, che era la famosa delibera che prorogava la concessione di autostrade a Benetton. E questo forse è il precedente più importante da citare. Certo. Ripeto, il problema che abbiamo nel nostro paese è che tutto ormai viene politicizzato, e quindi qualunque cosa poi deve avere i supporter di qua e di là, le schermaglie, le polemiche, anche se è un'opera che serve a tutta l'Italia e ricordiamo, dà lavoro a moltissima gente. Sì, questo sicuro. L'importanza dell'opera, di quanto lavoro può dare, di quanto sviluppo all'intero meridione, dello sviluppo che già sta dando, dei cantieri di raddoppio ferroviario tra Sicilia e Calabria che tu citavi in premessa, che sono strettamente collegati al ponte. Cioè, il ponte è qualcosa che non può essere fermata dai territori, perché è una volontà di completare i corridoi strategici, una volontà europea, del governo italiano, dei governi regionali siciliana e calabrese, quindi il ponte non è un'opera che può essere fermata. Certo, tutte le cose devono essere fatte bene. Ecco, una cosa su cui, tra le tante cose che magari sono state ripetute in queste settimane, forse nessuno ha considerato un aspetto che più che altro è una curiosità, non è niente di che. Quando si dice la Corte dei Conti ha espresso un parere negativo, chi è la Corte dei Conti? La Corte dei Conti sono magistrati contabili. Ma in quella Camera, in quella seduta, quanti erano questi magistrati che hanno votato il parere della Corte dei Conti? Questa è una domanda alla quale io penso che 10 su 10 non sanno rispondere. Cosa voglio dire? Quanti si sono espressi? Quanti erano? 5, 10, 20? Io penso che non lo sa nessuno. Io qualche informazione, insomma, così, giusto qualche piccola informazione l'ho avuta, perché quando si dice la Corte dei Conti dà il parere negativo, no, una parte del Consiglio. E quanti in questo Consiglio? Se erano una ventina più o meno, magari la delibera non è passata per 1 o 2 voti, quindi non tutti i magistrati di quella seduta hanno votato contro la delibera. Questo è un aspetto anche, purtroppo non si può sapere, non devo saperlo, però è una cosa simpatica che sarebbe interessante approfondire. Ma io credo che non è stata, ecco, certamente una delibera respinta all'unanimità, se no questo avrebbe fatto più notizia. Interessante, il senatore Nino Germanà ci ha messo la pulce nell'orecchio, come d'altronde serviamo noi. Io penso, ma questa è una mia sensazione, che non sia passata per pochissimi voti, forse 1 o 2. Certo, e sarebbe decisamente una notizia. Nino, come al solito, un grande grazie per essere con noi, con il tuo entusiasmo, e avanti con la buona informazione. Buon lavoro. Avanti tutta, grazie. Ciao. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Put yourself to save this planet. I look at this world, I think change is possible. The human race must return to be a human. We go into space to look for planet. But we are the only to have life, have a heart, have nature. We set sail to save this planet. Have a heart, have nature. We set sail to save this planet.
deserve to save this planet. Pompa. È chiaro che si balla a Bergamo, signori, sotto la neve con Safe World. È l'ultimo pezzo di Steve Zerbesound, un dance producer targato BG Bergamo. Con il buon mattino 11:16, questa è Radio Libertà. Ancora buongiorno, grazie per aver scelto la nostra informazione, grazie per essere con noi. La nostra è una grande famiglia e non possiamo non ricordare Modesto Verderio, il primo autista di Umberto Bossi, ci ha lasciato. Quante battaglie, quanti ricordi, quante storie custodite nell'album dei ricordi, e scrivono in molti in queste ore sui social, e noi naturalmente lo vogliamo ricordare perché questa è nata come la radio della Lega, anche se non lo era ufficialmente. Umberto Bossi è entrato da quella porta decine, se non centinaia di volte, ha impestato con il suo sigaro lo studio della diretta e non gli si poteva dire niente perché era il capo, e a portarlo qui in Bellerio i primi anni era proprio Modesto. Il buon mattino lo ritroviamo certo con il buon umore, un buon umore che ci fa assolutamente arrabbiare quando arriva in onda. Chiara Soldani, ciao Chiara! Ciao Sammy, ben trovato e un saluto come sempre a tutti coloro che ci ascoltano. Come al solito li salutiamo perché non ci sentiranno più, perché da quando parla Chiara Soldani ormai sono puntati la sveglia anche loro, no? Sanno che su Facebook e su YouTube bisogna zittire quando parla la Chiara Soldani perché dice cose. Allora, intanto li sviamo un po' dicendo che la Chiara Soldani ha scritto un bel articolo su Fuoco, un articolo dal titolo "Le vite degli uomini contano?" Punto di domanda. Ce ne metto due perché a questo punto inizio a avere dei dubbi, e poi io ci aggiungo a ulteriore peso perché l'ultima legge che si è fatta sulle violenze sessuali assolutamente ci vuole, però diciamo che smonta ancora di più la nostra versione, nel senso che noi uomini da oggi saremo esclusivamente additati come violentatori. Qualunque cosa faremo è meglio che non la facciamo, ma questo è il resoconto da giornalista di ciò che ci stanno dicendo in questi giorni i nostri ascoltatori, e che timidamente solo su qualche giornale, ad esempio oggi sulla Verità, osano scrivere. Ma la Chiara Soldani ha dei buoni motivi perché è la più bloccata sui social, perché parla di mamme che uccidono i figli, perché dice che Milano è come il Bronx, perché denuncia che è nato il museo del patriarcato, e non solo per quello. Chiara Soldani, io ti do la linea e vado a controllare quanto ci mettono a bloccarti su Facebook. Prego. Grazie Sammy, credo molto poco, anche perché purtroppo il nostro malgrado il resoconto del venerdì anche di questa settimana
come sempre molto difficile da fare. Noi vorremmo portare anche belle notizie, ovviamente, perché questo sicuramente ci infonderebbe anche un senso di speranza, ancora di fiducia nei confronti dell'umanità, che comunque, a prescindere da tutto, Sammy, chiaramente non dobbiamo perdere. Ma il resoconto anche di questa settimana che andiamo appunto a commentare insieme è davvero raccapricciante. Torniamo, settimana scorsa stranamente non abbiamo parlato di episodi di violenza a Milano, abbiamo parlato di Firenze, abbiamo parlato di violenza sui treni, torniamo purtroppo a parlare di Milano, sempre nostro malgrado, ma del resto ormai il leitmotiv è appunto questo. Un episodio che risale a un mese fa circa, il 12 ottobre, del quale però si è iniziato a parlare proprio in questi ultimi giorni con tanto di video raccapriccianti. Ovviamente anche i nostri ascoltatori avranno ben approfondito la notizia del ragazzo 22enne, lo studente dell'Università Bocconi, che è stato aggredito in maniera quasi mortale, oserei dire, da un branco di 5 ragazzotti, diciamo così, definiamoli tali per non accentuare ulteriormente la censura, provenienti dalla zona di Monza. Poi insomma vai a vedere, in realtà non è che proprio siano tutti brianzoli doc, ma questo è un altro discorso, perché la denuncia della violenza ovviamente va oltre il colore della pelle, va oltre la nazionalità, e tutto questo lo ribadiamo a scanso di equivoci, ovviamente. Milano è come il Bronx, ci troviamo in questo caso nella zona della cosiddetta Movida, quindi Corso Como. Questo ragazzo, la vittima in questione, viene aggredito per 50 euro, quindi inizialmente l'intenzione era quella di una rapina, ma questi ragazzi erano ben attrezzati e armati, soprattutto perché avevano a portata di mano dei coltelli. Ormai diciamo che gli accoltellamenti sono proprio all'ordine del giorno, ed è proprio la modalità contestuale, insomma, che viene appunto utilizzata e della quale ci si serve soprattutto per ferire appunto e aggredire chiunque capiti sotto tiro. 5 gli arresti, l'episodio, abbiamo detto, è stato di inaudita gravità, il video del resto lo attesta, lo dimostra, ma lo dimostrano anche le intercettazioni, dove si evince zero empatia, zero risentimento nei confronti appunto del proprio stesso gesto, che non può essere condannato. Di più, bisogna andare oltre la condanna. Penso che certe cose non possono essere minimamente giustificate, e anzi questi ragazzi si fregiano appunto della violenza. Il ragazzo in questione, la vittima, ha subito degli accoltellamenti molto profondi, quindi fendenti che hanno veramente rischiato di togliergli la vita. Il problema chiaramente sussiste anche in un'altra forma, nel senso che verosimilmente rimarrà invalido ad una gamba. Fendenti profondi, una lesione all'arteria con una gravissima emorragia interna che ha intaccato addirittura il midollo osseo. Quindi Sammy, questo ragazzo sarà assegnato a vita. Nessun pentimento anche nelle, diciamo, testimonianze di coloro che hanno fatto visita al Beccaria a questi 5 ragazzi. Uno di questi aveva peraltro anche commentato un post su TikTok di Silvia Sardone, alludendo appunto ad un ulteriore accoltellamento, quindi dava questo spoiler, diciamo così, questo aggiornamento. E cosa ne esce fuori? La fotografia chiaramente di Milano è sempre più allarmante. Bisogna fare qualcosa. Da un certo punto di vista bisognerebbe anche agire intensificando, come diciamo sempre, la sicurezza a qualsiasi ora del giorno, quindi non soltanto nell'orario diciamo canonico, ma evidentemente anche di notte, visto che questo episodio è accaduto verso le 2 circa. Dall'altro lato bisognerebbe in maniera molto molto radicale intervenire sull'educazione dei ragazzi, ma questo chiaramente non può essere delegato soltanto alle scuole. Qui c'è un senso di responsabilità anche da parte delle famiglie che non può essere minimamente ignorato. Le 2 notizie che ci hanno fatto maggiormente soffrire, chiaramente con tutto il rispetto per il ragazzo che auguriamo, al quale auguriamo una prontissima guarigione per quanto possibile, sono le notizie dei 2 infanticidi che si sono registrati praticamente a strettissimo giro. Cosa sono gli infanticidi? Beh, lo sappiamo benissimo, anche se Sammy è uno dei tanti argomenti tabù. Sono appunto le uccisioni di bambini, anche neonati,
appunto ad opera soprattutto da parte delle madri. Non se ne parla perché giustamente, come raccontavo nel mio articolo per fuoco, è sempre l'uomo il colpevole, è sempre lui il cattivo, ma ricordiamoci della sindrome di Medea, la figura mitologica greca che uccideva i propri figli per vendicarsi in maniera estrema del marito, e purtroppo è qualcosa che si è verificato tuttora, con l'uccisione del piccolo Giovanni di 9 anni e con l'uccisione di Elia di appena 8 anni. Gli infanticidi rappresentano il 12,7% degli omicidi in famiglia, però chiaramente, come dicevamo, nessuno ne parla. E il bambino di 9 anni di Muggia, quindi originario appunto del Friuli, era terrorizzato all'idea di rimanere da solo con la madre, evidentemente già particolarmente spostata, tra virgolette, a livello mentale e comportamentale, come poi del resto si è evinto. Un video fa davvero venire la pelle d'oca, perché questo bambino implorava al papà di non farlo andare con la madre, insomma di non lasciarlo da solo con lei. Evidentemente Giovanni aveva già capito tutto, e mi chiedo, Sam, in questi casi perché non intervengono chi di competenza, perché non intervengono gli assistenti sociali? Perché puntualmente deve sempre succedere la tragedia e poi se ne parla? Bisogna prevenire. Quando capisci, comprendi che uno dei genitori, anche la mamma in questo caso, è un soggetto pericoloso, tu il bambino lo devi mettere in sicurezza, appunto, a prescindere da qualsivoglia ragione di femminismo, perché le mamme devono sempre essere protette, perché sono privilegiate anche in sede di separazione e divorzio e di adozione, affidamento dei figli, purtroppo questo lo sappiamo. I bambini invece, la loro salute e la loro sicurezza dovrebbe essere prioritaria sempre, però mi pare, con tutto il rispetto, non generalizziamo, che molti assistenti sociali veramente non riescano a compiere in maniera concreta, strutturata e soprattutto efficace il proprio lavoro. E poi cosa succede? Abbiamo un altro dato preoccupante: dal 2000 si sono registrati 558 uccisioni di bambini, anche ricordiamo purtroppo altro episodio terrificante dei piccoli neonati sepolti. Ce ne sono stati tanti, quindi noi ovviamente calcoliamo e teniamo a mente e a cuore soprattutto anche le vite di questi piccolissimi bambini. Il 60% di queste uccisioni prelude, diciamo, al suicidio del genitore, e infatti la mamma di Elia si è poi suicidata, e anche questo è stato un segno di estrema vendetta nei confronti dell'ex coniuge, perché diceva: qualunque cosa dovesse accadere al bambino, a me, tu ne sarai sempre responsabile, quindi considerati responsabile. Anche lei a Calimera in Salento era una donna con degli evidenti problemi psichiatrici, ma nessuno ha fatto niente per mettere in sicurezza Elia, che purtroppo è stato ucciso dalla mamma, che poi appunto, come dicevamo, si è tolta la vita. È molto molto difficile sempre parlare di questi argomenti, perché ci lasciano un senso di dolore profondo e di rabbia, però speriamo, Sammy, che chi di dovere, chi di competenza cominci veramente a mettere in salvo questi bambini, perché ce ne sono tantissimi. Piuttosto che occuparsi dei 3 bambini del bosco, diciamo così, la famiglia di origine inglese, e questi bambini sono stati allontanati con tanto di servizi televisivi e quant'altro, e quei bambini stavano peraltro benissimo, quindi certo una modalità di vita molto alternativa, ma i bambini erano oltretutto in perfetta salute. Ecco, al posto di fare queste crociate verso chi legittimamente sceglie un modus vivendi diverso rispetto a quello diciamo del sistema, che il sistema ci impone, ecco, pensiamo veramente ai bambini che invece si trovano sotto al tetto genitori violenti e altamente pericolosi. E poi in chiusura c'è invece la postilla, diciamo, del Museo del Patriarcato, iniziativa a cura di ActionAid, che ovviamente, insomma, deve sempre rifocillare, insomma, questa narrazione della donna vittima. Adesso dobbiamo abolire il patriarcato, insomma, mi pare che questa iniziativa, veramente molto discutibile, anche a tratti ridicola, con tutto il rispetto, con cimeli del XX e XXI secolo, serva veramente molto a poco. Allora, al posto di perdere tempo e di produrre aria fritta, come si suol dire, pensiamo alle cose realmente importanti. Noi, Sammy, purtroppo non abbiamo i mezzi, ecco, per cambiare le cose. Possiamo unire ovviamente le nostre voci, la nostra consapevolezza, ma speriamo che chi di dovere agisca, perché le parole sono importanti, ma le azioni molto molto di più.
Diciamo che dobbiamo cercare di influenzare, di suggerire a chi di dovere la giusta decisione. Dobbiamo fare un po' i consiglieri, ecco, a proposito di quelle cosine che non sempre vanno come si vorrebbe, e bisogna capire appunto se il consigliere poi ha diverse idee dal consigliato o se il consigliato ha le stesse idee del consigliere quando i consigli non sono quelli giusti. Ma torneremo su questo argomento, signori. Intanto, se volete ritrovare Chiara Soldani, la trovate proprio in queste ore sul sito leggifuoco.it, o anche in edicola. I più fortunati trovano questa pubblicazione con il nome Fuoco. Grazie Chiara Soldani, grazie ancora. Grazie infinite a te Sammy, un abbraccio, un saluto a tutti voi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care amiche, cari tutti di Radio Libertà. La Leti, sono Alberto Acerbi e sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, la nostra confezione di Natale, che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, come si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice: cavolo, chi ha avuto quest'idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro. È meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è le 3 specialità gastronomiche, insomma, 59 euro, chiamate 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Dovrei trovarmi un lavoro, lo so, fare qualcosa di serio. Mio padre dice che devo mettere la testa a posto e non voglio, ma voglio stare da solo. Voglio sentirmi leggero, che il tempo non torna e non posso buttare il mio tempo nel cesso. E non devi dirmi ciò che devo fare, sono solo un'onda libera nel mare, come un ubriaco perso per le strade, sono come il vento e non mi puoi fermare. Io non mi sento normale, non voglio fare la spesa e neanche lavorare, non voglio stare chiuso dentro 4 mura, così tutta la vita, mamma che paura. Io no, vorrei dimenticare il tempo che ho sprecato a non lasciarmi andare, e quello che facevo mi mangiava dentro, non ero più me stesso e mi sentivo perso, non ero mai contento, non ero più me stesso, come mi sento adesso. Dovrei trovarmi un lavoro vero, di quelli che aspetti soltanto il weekend, di quelli che guardi solo l'orologio per 5 minuti di pausa caffè. Non voglio chiedere quando devo andare al mare,
aspettare con ansia il 15 d'agosto, la stessa gente nello stesso posto, appuntamento fisso, appuntamento fisso. Io non mi sento normale, non voglio fare la spesa e neanche lavorare, non voglio stare chiuso dentro quattro mura, così tutta la vita, mamma che paura. Io no, vorrei dimenticare il tempo che ho sprecato a non lasciarmi andare, e quello che facevo mi mangiava dentro, non ero più me stesso e mi sentivo perso, non ero mai contento, non ero più me stesso, come mi sento adesso. Io non mi sento normale, non voglio fare la spesa e neanche lavorare, non voglio stare chiuso dentro quattro mura, così tutta la vita, mamma che paura. Io no, vorrei dimenticare il tempo che ho sprecato a non lasciarmi andare, e quello che facevo mi mangiava dentro, non ero più me stesso e mi sentivo perso, non ero mai contento, non ero più me stesso, come mi sento adesso. Voi direte se non sommati non li vogliamo, e infatti ragazzi, Simone Foti, la sua nuova canzone, è uscito proprio oggi il video, sta uscendo tra pochi minuti, Non mi sento normale, dedicata a tutti noi questa canzone, dedicata in primis a Sammy Varin, ma anche al regista Simone 1, Simone 2, a tutti voi che ascoltate Radio Libertà. Dite la verità che non vi sentite normali, o in senso buono, raccontato al generale Vannacci una roba del genere, ma te la commenta subito come non mai. Bravo Simone Foti, cantante, chitarrista, compositore della provincia di Bergamo, dal 2017 vive di musica, e la più terribile domanda che gli puoi fare è: ma che lavoro fai davvero? Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Inutile che fate le facce, ancora mio padre me la fa questa domanda, ma va bene così, io parlo per radio, sono un giornalista che parla, sono un comunicatore, ditemi così che mi piace. Ancora il buon mattino, certo, Sammy Varino è con voi fino a mezzogiorno, e approfitto perché tra pochi istanti leggerò i vostri WhatsApp arrivati fin da questa mattina presto al 340 67 09 659, e sono contento perché vi ho fatto eccitare politicamente. La mia rassegna serve per questo, cioè quelli che ascoltano la mia rassegna stampa non dormono. La trovate ancora sul sito radiolibertà.net cliccando podcast, o semplicemente su Facebook, su YouTube cercando Radio Libertà. Vediamo un po' qualche messaggino. Perché non parliamo della violenza psicologica delle donne sugli uomini? Vedi alla voce suicidio di maschi. Caro Marco, se hai sentito prima, Chiara Soldani ha parlato anche di questo. Accidenti, Mattia Feltri la pensa come me, che tristezza. E ancora, mi spiace per la Saraceni che non ha mai capito nulla ed è una donna, ma per risolvere, lo dico anche a te che porti figli alla festa di Halloween, scritto Halloween proprio e non alla messa dei santi, si deve tornare a Dio, patria e famiglia. Grazie del consiglio, non è così facile, te lo dico io. Come dimostra chiaramente oggi sulla NBQ Scandroglio, la norma è assolutamente inutile. E ti ho detto, su questo stanno ancora prendendo tempo tutti quanti per commentarla, anche se una legge che deve passare ancora al Senato, quella nuova appunto sulla violenza sessuale, è un qualche cosa difficile da attuare, soprattutto il fatto appunto che ci deve essere un consenso continuativo, questo consenso
libero ed attuale, molto facile da spiegare quando sei in processo, come no, ancora più facile da fare quando sei lì con la ragazza e gli devi chiedere ogni minuto: tutto bene, sta andando bene, sto sbagliando qualcosa, che è anche bello comunque come sta andando, eccetera, però non sempre si ha anche questo rapporto, sai che oggi ci si parla sempre così poco, e poi a volte l'amore è una cosa quasi automatica che accade senza che nessuno dica niente, e si toglie tutto il bello? Non lo so, però vi sto mettendo qualche interrogativo sulla testa e poi voi lo fate cadere qui sul tavolo e ce l'avete lì, ed è un argomento di discussione secondo me importante, soprattutto perché questa legge non l'ha fatta la Lega, non l'ha fatta il centrodestra, non l'ha fatta neanche la sinistra, l'abbiamo fatta insieme, destra e sinistra. Odora un po' di boldrinata, dice qualcuno, perché in effetti la Boldrini ne aveva fatta una molto molto simile su cui scherzavamo settimane fa dicendo adesso si dovrà fare il contratto anche per andare a fare all'amore. Non scherzate, certo, regolarizziamo la prostituzione al più presto. Io farei un decreto legge, però dai, scherziamo. Buongiorno Sammy, Luca da Brescia. Così da oggi ogni uomo sarà ricattabile, grazie anche alla Lega. Vedi subito che danno la colpa a noi, colpa di Salvini, ma diamo la colpa a Salvini? Dai, ma cosa dovremmo fare d'ora in poi per andare a letto tranquilli con una donna? La videoconferenza in diretta con un avvocato? No, basterà avere il terzo, il triangolo. No, e invece sì. Buongiorno Sammy, non temete, a breve gli islamici prenderanno il potere e faranno mettere il velo a quelle che vanno mezze nude, divieto di rapporti prematrimoniali, anche il corteggiamento ha molti limiti per loro, e tutto si risolve. Bisogna ritornare a insegnare a ragazzi e ragazzi il rispetto degli altri, un po' di moralità, donne e uomini non sono uguali, ricordiamocelo, basta tutti uguali, e proprio in base a queste differenze reinsegniamo ai ragazzi a rispettarle, insegniamo alle ragazze a rispettare prima di tutto loro stesse. Bravo Alessandro da Genova. Caro Varino, ho ascoltato la Matone, bisogna spiegarla bene, questo è il suo compito. È vero Franco, non è semplice da spiegare questa legge e ci proveremo, chiaramente, ripeto, deve ancora passare al Senato e quindi anche grazie a voi, perché abbiamo la fortuna di parlare su una radio ascoltatissima dalla politica, anche grazie a voi signori si può cambiare qualche cosa. Ricordate che molte delle vostre proteste di questi ultimi decenni, ancora ai tempi ci chiamavamo Radio Libertà, era Radio RPL, era Radio Padania Libera, molte delle vostre proteste sono diventate proposte e poi leggi. Acerbi mitico, grande persona, vorrei un'Italia pur piena di Acerbis, insomma, facciamolo governare, ci mancava Acerbis presidente? Signori, siamo pronti, se volete un consiglio per un regalo di Natale, regalate olio. Mica quelle del ricino, direbbe lui. Non l'ha mai detta questa cosa, però, e secondo me è molto trasversale il pubblico che ordina l'olio Acerbis. Una domanda non retorica, ma come io maschio posso dimostrare il consenso? Non devi fare queste domande, perché così ci metti il dito nella piaga. Ma la parola di un maschio non ha valore testimoniare a quella donna ma la parola di un maschio non ha valore testimoniale e quella della donna è sacrosanta verità. No, Giovanni, però molto spesso appunto si diceva che la donna non ha detto niente per più di 12-15 secondi, allora gli andava bene, capito? Mentre magari lei era impietrita dal terrore. Ci sono tanti casi diversi. Chiaro che questa cosa va sistemata, soprattutto ribadisco in fase processuale, però questa poi è una paura che riguarda tutti noi, persone tra virgolette normali, che a volte pensiamo di fare all'amore con la nostra donna e a volte sbagliamo, esageriamo, e forse questo magari ci deve far venire voglia anche di parlare un po' di più
con nostra moglie, con la nostra fidanzata, con quella persona che incontriamo magari per la prima volta e scatta subito la voglia di farlo, o anche semplicemente di fare un approccio sessuale. Per sesso si possono intendere tante cose, parlandone prima, parliamone. E questo serve comunque a superare anche tante paure, tanti modi sbagliati di comportamento che ci sono stati regalati da questa bellissima invenzione che è il telefonino. Cara, sei sicura che lo vuoi? Sì. Sei proprio sicura? Sì. Ma sicura sicura? Sì. Non è che ci hai ripensato, no. Ne sei convinta? Sì. Ma proprio convinta? Sì. Convinta convinta? Sì. Sicura che ne sei certa? Sì. Ma certa certa? Sì. Davvero certa? Allora riproviamo domani. Questa è bella però, perché nel frattempo, insomma, si sa, noi uomini, chiaro che poi dipende anche lì, il razzista Sammy dice dipende di che colore hai la pelle. Vabbè, tacciamo, non è vera, è una favola metropolitana, dai. Ma sto Farinetti è proprio un opportunista, vende poco al suo It Italy, cara Monica, a volte non vende niente, però, sai, lui basta vendere 2 cose e si fa lo stipendio. Caro Sammy, un consiglio a tutti gli scoponi nel senso quelli che giocano a scopa: filmate, scoponi, filmate, ti vai a cacciare ancora di più nei casini, al peggio vi beccate un'incriminazione per violazione della privacy o revenge porn, ma forse vi salvate dallo stupro. Allora fammi vedere com'è la situazione condanna, quanti anni per lo stupro, quanti per il revenge porn. Filmate, gente, filmate. Però capite che l'ho segnalato anche al direttore Sallusti, è un argomento, questo è una legge che inquieta da un punto di vista, inquieta. Per fortuna che sta nevicando. Facci vedere queste immagini. Arcore, facci vedere, Simo, facci vedere questa immagine. Ad Arcore sta nevicando, la vedete la neve che cade? Che bello, in Brianza nevica, signori, guarda la neve, e tutto questo ci rende più felici. Magari sta nevicando, nevica ancora per 5 minuti e poi smette, ma fa niente, ma questo ci rende felici e ci fa sperare che cosa? Ma niente, però vedi come basta poco anche per rendere felice la vita di un umano. Signor Sammy Varin, oddio, quando iniziano così sono pericolosi. Dunque, un bene per sempre immutato, ma senza radio, senza televisore, con la radio mi trovo meno. Voglio dire grande all'amicizia Meloni-Giorgia con nostro Matteo, che è un grande, quel ragazzo lì me lo porto nel cuore. Il trasloco di sinistra vuole le cose. È un messaggio complicato. Stefano del Brembo, mi raccomando, cerca di migliorare perché non si riesce più a capire quello che scrivi. Già io capisco poco, poi a volte effettivamente quando scrivi il messaggio WhatsApp ti scrive quello che vuole lui. Se poi glielo detti non parliamo. L'unica cosa che ho capito, sì, è vero, non siamo più in TV sul 252 e aspettiamo da voi un aiuto economico importante, perché se non ci siamo vuol dire che c'erano seri problemi economici. Lo sapete andando sul sito radiolibertà.net, cliccando sostienici, dona, puoi donare qualcosa con la carta di credito e bastano 5-10 euro, ragazzi, siete in migliaia, ma anche attraverso il conto corrente postale. La prima volta che andate in posta, oggi no che nevica, ci andate domani, aperto anche il sabato, conto corrente postale 37671294, lo ripeto, 37671294, e date una mano a Radio Libertà. Buongiorno, ho sentito che Di Maio ritorna per fare che? Per farsi rinnovare il contratto? Pina, ma da quello che sento manca ancora qualche anno, il suo si estingue nel 2027, però comincia a mettere giù dei bastoncini anche in Italia, che dovrebbe essere la sua città, il suo paese, basta, paese indecente. Mattarella si deve dimettere. Mica il consigliere, proprio Mattarella, visto che doveva rimanere presidente provvisoriamente.
Colle ostile, soprattutto alla Lega, persecuzione di Salvini insegna, ma anche Corte dei Conti vari, eccetera, eccetera. È chiaro, te l'ho detto, la domanda con cui vi lascerò tra qualche minuto è sempre quella. Il consigliere avrà idee diverse dal consigliato? Punto di domanda. Borgonovo ritorna, è vero, l'abbiamo ufficializzato quest'oggi, era nell'aria, Mago Varin già ve l'aveva anticipato. Borgonovo della Verità avrà una trasmissione qui su Radio Libertà e probabilmente il mercoledì, sì, intorno all'ora di pranzo. Già qualcuno mi scrive, ma io all'ora di pranzo, è vero, è giusto, e quindi non si può a volte ascoltare la radio. Tranquillo, ci sarà la replica sicuramente la sera, vai tranquillo. Ci è mancato Borgonovo, scrive Pierangela, il mainstream dice che la parola scossone non è mai stata detta. Intervista che dovrebbe aprire gli occhi prima che sia troppo tardi. Vado avanti, certo, qualcuno mi spedisce anche musica indipendente, grazie per chi mi pensa, lo sapete, io ogni mezz'ora trasmetto artisti indipendenti, quindi quando mi date delle idee, assolutamente sì. Dove vado? Oh, questo si è già fatto il modulo di consenso sessuale, signori. Oh, facciamolo, mostriamolo in radiovisione. Simone, questo serve anche a te in futuro, quando diventerai grande, chiaramente. Portatevelo sempre dietro, non si sa mai. Modulo di consenso sessuale con i dati personali, nome e cognome, quelli del partner, giustamente allegare copia documento di identità, quindi poi la data e l'orario, il luogo dove avete fatto sesso, flaggare per dichiarare il consenso esplicito. Allora, proseguire oltre il bacio, e devi mettere la X, avere un rapporto sessuale, indicare la posizione preferita, anche quella è importante, perché insomma preferita poi per tutte e due, perché se è la tua preferita ma non è la sua preferita, lei ti può sempre denunciare, perché la preferita era la sua. Trattenersi per l'intera notte, ok, fare colazione insieme, possibili incontri futuri, eventuale montaggio di video foto dei momenti intimi. Mamma mia, nome, cognome, codice fiscale, ragazzi. Stiamo scherzando, però a volte Alberto, sulla questione della scarsa produzione industriale che negli ultimi 24 mesi è stata quasi sempre in negativo, perché nessuno osa dire che forse continui scioperi sono indetti con lo scopo di non togliere quel segno meno e poter continuare a rinfacciare al governo questo dato negativo, che oltretutto è uno dei pochi negativi, scrive questo ascoltatore. D'accordo, mi avete convinto nel Segui la Lega, giustamente, ma l'ho annunciato Segui la Lega, sì, non si sa mai. Ricordiamo qualche appuntamento targato Lega, ricordiamo che oggi pomeriggio alle 14:30 il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli è in Liguria, a Genova, al Festival Orientamenti Lavorare con la disabilità, Sala Levante, Magazzini del Cotone del Porto Antico. Alessandra Locatelli, ore 14:30 a Genova. Ma signori, questo weekend parte proprio quest'oggi la festa nazionale della Lega Lombarda a Castelcovati, centro sportivo, siamo in provincia di Brescia, ragazzi miei. Questa sera ore 18 la Lega Lombarda incontra i sindaci bresciani. Alle 19 i sindaci dicono no alla riforma dei fondi di coesione, uno scippo per la Lombardia. Alle 20:30 il corso di formazione politica, legge di bilancio 2025 e tutte le novità. Questa sera alle 21:30 la squadra della Lega, voci dal territorio, interventi e saluti degli esponenti politici. Ragazzi miei, se guardate su internet alla festa della Lega Lombarda, oggi, domani e domenica a Castelcovati, Brescia, arrivano veramente tutti. Domani sabato 22 alle 18 la Lombardia che governa, non ve l'ho detto, dalle 19 ogni sera si mangia chiaramente. Ore 18 domani la Lombardia che governa, la voce dei nostri rappresentanti in giunta in Consiglio regionale. Ore 20 la squadra della Lega, voci dal territorio, interventi e saluti degli esponenti politici. Alle 20:30 domani sabato federalismo e autonomia, il Nord che guida il cambiamento, serata con governabilità
governatori e ministri. Domenica 23 novembre si pranza con il segretario nazionale Massimiliano Romeo, il capo della Lega Lombarda, solo su prenotazione. Mi dicevano ieri sera c'era ancora qualche posto, dovete darvi da fare, prenotare. Ore 17, domenica 23, arriva Matteo Salvini. Alle 17:30 il Lombard Party, l'aperitivo politicamente scorretto. Alle 18 la squadra della Lega, voci dal territorio, gli interventi e i saluti degli esponenti politici. Ore 18:30 di domenica, convegno Energia e sviluppo economico, sinergie tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Alle 19:30 Bagai Lombard, la generazione dell'autonomia, con tanti giovani della Lega e molti di questi li sentite anche qui su Radio Libertà. Appuntamento a Castelcovati, Brescia, centro sportivo via Aldo Moro 79 con la festa nazionale della Lega Lombarda. Si parte già questa sera. Come arrivare? Ti spiega anche inserire sul navigatore via Aldo Moro 79 Castelcovati, provincia di Brescia, ok? Chiaramente da Milano, uscita Chiari Ovest, seguire per Cizzago Castelcovati. Insomma, ci sono tutte le informazioni, se cercate su internet la Lega Lombarda salta fuori. Ricordiamolo, domenica 23 ore 17 arriva a Castelcovati Matteo Salvini. Tra gli eventi targati Lega, chi non vuole arrivare fino a Brescia, come minimo dovete andare domani a Milano, è minimo. All'Acquario Civico di Milano, via Gadio 2, ci sono delle disturbi in antenna, viale Gadio 2. Domani 22 novembre ore 10 Milano Futura, Olimpiadi Invernali 2026, i Giochi di Milano. C'è Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega, ma arriva il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sottosegretario Morelli, la vice segretaria e consigliere comunale nonché europarlamentare Silvia Sardone. Arriva il capogruppo della Lega al Senato e segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo, ma c'è anche il presidente CONI Lombardia, il segretario generale del Comitato Italiano Paraolimpico Rasetti, il caporedattore del Corriere Castelnuovo. Domani 22 novembre ore 10 Acquario Civico di Milano si parla dei prossimi Giochi invernali. Appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio, li trovate sul sito legaonline.it, ma naturalmente in queste ore una sfilza di ospiti importanti per la festa nazionale della Lega Lombarda. Da questa sera a domani a Castelcovati Brescia ci sarà anche, qualcuno pensa di no, c'è anche lui, domenica 23 novembre, Roberto Vannacci, ok? Diciamo che c'è qualche buona motivazione per parteciparvi alla festa della Lega? Assolutamente sì, una puntida autunnale e direi quasi invernale con qualche fiocco di neve, ma è ancora più romantico, a Castelcovati in provincia di Brescia a partire da questa sera e fino a domenica. Prima di lasciarvi, appuntamenti da mettere in calendario se siete nella zona di Lecco. A metà dicembre, lunedì 15 dicembre, la cena di Natale della Lega, ore 20 all'Hemingway di piazza 20 settembre a Lecco, e chiaramente contattate la sezione della Lega a voi più vicina, voi brianzoli. Altri appuntamenti da non scordare? Certamente il sito legaonline.it, ma aspetto un attimo che ci arrivo. A Chiuduno, la cena provinciale della Lega Bergamasca è sabato 29 novembre al Pala Settembre di via Martiri della Libertà. Anche questo evento chiaramente da prenotare, perché se no non trovate più posto, Ferite invisibili, parliamone. Riconoscere, prevenire, agire. Questo sabato 22 novembre alla sala consiliare del comune di Sarzana, provincia di La Spezia,
Parla l'onorevole Simonetta Matone, con lei l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, la senatrice Stefania Pucciarelli, moderato da Oara Borselli. Questo sabato 22 ore 18, Sala Consigliare Comune di Sarzana, La Spezia. Ho veramente finito, certo che me ne vado, ma la cena di Natale del 28, cena di Natale al ristorante Grotte di Valganna di Induno Olona con la Lega della provincia di Varese, vuoi mettere? Grazie a Simone in regia, grazie a tutti voi per l'apporto fortissimo sulla nostra radio. Ma è una minaccia, anzi una doppia minaccia. Io ritorno domenica alle 12:30 con la seguitissima È tutto un magna magna e lunedì alle 7:30. Avete ascoltato